Il maltempo perseguita il nord-est, l'ennesima giornata di piogge e bombe d'acqua ha creato una serie di danni e disagi in varie province, in particolare a Treviso e Venezia, dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Nella zona di Cornuda la pioggia intensa ha scraventato al suolo una valanga d'acqua che nel giro di una decina di minuti ha mandato in tilt la rete idrica, con numerosi allagamenti di case e negozi ed anche la temporanea chiusura della linea ferroviaria. Danni anche nel veneziano, a Mestre e Marghera, sempre per allagamenti dovuti a temporali che si sono scatenati a partire dal pomeriggio e fino a mattina, mentre persino in laguna il maltempo ha provocato onde che hanno reso difficili i collegamenti per i vaporetti della CTV. Anche a Castelfranco Veneto una bomba d'acqua ha costretto i pompieri ad un super lavoro. Un intervento dovuto al maltempo ha impegnato i pompieri anche a Montecchio Maggiore, nel Vicentino, dove un automobilista è rimasto in bilico con la sua auto sul bordo del torrente Agno dopo essere uscito di strada. Un passante si è accorto di quel che accadeva ed ha chiamato i carabinieri. Mentre un militare faceva appeso sulla parte dell'auto rimasta a bordo strada, l'altro è riuscito a far uscire l'uomo dalla vettura. Era spaventato, sotto shock e tutto bagnato. I vigili del fuoco l'hanno fatto salire sul loro camion, asciugato e tranquillizzato. Ha raccontato che dopo essere finito fuori strada è uscito dalla macchina, è caduto nel fiume e poi è riuscito a risalire da solo l'argine. Sotto shock, senza rendersi conto della pericolosità, è risalito sull'auto. Nel Veronese una cinquantina di persone della Protezione Civile e dell'ANA sono state impegnate per far fronte all'ondata di maltempo. 3 squadre, 10 uomini sono partite anche per il Modenese, dove il fiume secchia e ad alto rischio esondazione. In Friuli Venezia Giulia ci sono stati temporali intensi nella notte al primo mattino, con diversi interventi della Protezione Civile, in particolare nelle zone di Cividale, Premariaco, Trevignano, Pavia di Udine, Romance di Sonzo. Sono monitorati alcuni corsi d'acqua come il Cormor, il Versa e lo Iudrio, ma la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore.